Un bimbo eritreo di circa 2 anni, un ragazzo somalo di circa 20 anni, 2 donne incinte somale e 3 giovani donne. Sono le 7 vittime dell'ennesima tragedia del mare. I corpi sono arrivati al porto di Porto Empedocle a bordo della nave Dattilo della Guardia Costiera. Sul ponte dell'imbarcazione i medici dell'ASP di Agrigento hanno eseguito l'ispezione cadaverica per accertare le cause del decesso alla presenza della polizia scientifica. Prima del trasferimento è stata celebrata una breve funzione religiosa con la deposizione di una rosa sulle bare alla presenza del prefetto e dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Le salme sono poi state caricate sui furgoni e sulle auto funebri e saranno tumulate nei cimiteri della provincia di Agrigento, 2 a Grotte, 2 a Capovello di Vicata e 3 a Palma di Montechiaro con rito musulmano. Le 7 vittime, morte annegate, viaggiavano su un barchino di 7 metri partito da Sfax in Tunisia. I sopravvissuti hanno raccontato che all'appello mancano ancora diversi bambini e donne caduti in mare durante la traversata. Sì, ancora una volta è una storia veramente infinita, triste, una storia che veramente ci sono poche parole umane per ancora una volta raccontare questa ennesima tragedia. Oltretutto, da quello che si sa, da quello che si riesce a capire, 2 donne dei 7 che sono arrivate erano pure incinte in gravidanza, quindi altri doni della vita, perché comunque per noi sin dal concepimento già c'è la vita, noi crediamo a questa vita che già c'è al concepimento, quindi altre vite che diciamo altri neonati che vanno a morire. Tra questi c'è anche un bambino, quindi un'altra vittima innocente, ma tutte sono vittime innocenti, al di là dell'età, poiché questi nostri fratelli e sorelle vogliono venire a cercare un poco di serenità nella vita per vivere in maniera dignitosa, così come lo è l'essere umano di qualsiasi nazione, di qualsiasi terra, di qualsiasi colore di pelle, che vuole avere il diritto di vivere in maniera normale, in maniera buona, bella, in maniera dignitosa principalmente, perché l'uomo ha una dignità e vuole rispettare questa dignità e far sì che anche gli altri rispettano questa dignità. Pertanto ancora una volta ci appelliamo a tutte le autorità competenti, ecco, di queste situazioni, di fare in modo che possano rispettare la dignità dell'uomo, di questi nostri fratelli e sorelle, al di là di ogni cultura, di ogni religione, di ogni etnia. Sì, è veramente una giornata tragica come tante altre che si sono verificate. Ci ritroviamo sempre qui a cercare di consolarci, ma non c'è una vera e propria consolazione che può farci stare tranquilli, perché è veramente disumano quello che si verifica nel nostro mar Mediterraneo. Dico, questi sono nostri fratelli che partono alla ricerca di una vita migliore e incontrano la morte, lasciando affetti, lasciando la propria patria. Dico, è inconcepibile tutto questo. Ci auguriamo che al più presto possa placarsi questa ondata di morte.